Succederà Secondo nelle te sono prossime gay? settimane e probabilmente la loro unione diventerà un simbolo e susciterà molte polemiche. A Mira, lungo la riviera, due ragazze si uniranno civilmente grazie al registro delle unioni civili. Ad annunciarlo in provincia di Bologna in un meeting del Movimento 5 Stelle è stato il sindaco di Mira, Alvise Maniero. È il primo caso in provincia di unione registrata allo stato civile di persone dello stesso sesso. Le due giovani vivono già da tempo nel comune rivierasco e hanno deciso di certificare in qualche modo la loro unione civile naturalmente, con una cerimonia pubblica. Il comune metterà a disposizione la sala consiliare oppure Villa dei Leoni, come avviene solitamente tra uomo e donna che optano per un matrimonio civile. L'unione potrà essere fatta valere in diversi ambiti, assicurano dall'amministrazione: la casa, le politiche sociali, l'istruzione e i servizi educativi, i diritti civili e di cittadinanza, le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero. Il registro delle unioni civili è stato approvato all'unanimità in Consiglio Comunale un anno fa. Per iscriversi basta porre firma congiunta da parte della coppia alla presenza dell'ufficiale di stato civile, firma che può avvenire sia negli uffici del servizio anagrafe sia, come per i matrimoni, nella sala consiliare del municipio o nella splendida Sala degli Specchi di Villa dei Leoni. Questo per consentire la partecipazione di parenti e amici. La cerimonia in municipio è gratuita, mentre quella in villa costa 365 euro, ma la cessazione della coabitazione o della residenza nel comune di Mira determinerà automaticamente la cancellazione dal registro.